Se non c'è nessun altro, vogliamo aprire la Bibbia, leggiamo in Giovanni, capitolo 3, dal primo verso, Evangelo secondo Giovanni. Giovanni, capitolo 3, dal primo verso. Alleluia, fino al verso 21. Alleluia. Vi ringrazio per esservi alzati in piedi, chi può, chi non può. Gloria al Signore, importante che siamo rispettosi verso la parola del Signore. A Dio sia la lode e la gloria. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte a Gesù e gli disse: Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose dicendo: in verità, io ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità, io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo spirito. Nicodemo replicò e gli disse: come possono avvenire queste cose? Gesù gli rispose: tu sei il dottore di Israele e non sai queste cose? In verità, io ti dico che noi parliamo di quello che sappiamo e testimoniamo di quello che abbiamo visto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato delle cose terrene e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose celesti? E nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo che è nel cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così è necessario che il figlio dell'uomo sia innalzato affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato il suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. E il giudizio è questo: che la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Poiché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non siano riprovate. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Accomodatevi. Quello che abbiamo letto, l'incontro di Gesù con questo dottore della legge, Nicodemo, e quello che Nicodemo gli chiede, quello che Gesù gli risponde, è uno dei capisaldi della dottrina nella quale noi crediamo, che è la parola di Dio.
cioè la nuova nascita. Sapete che quando si incontra Gesù si nasce di nuovo? Siete d'accordo? Amen. Amen. Sapete che l'Apostolo Paolo dice: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive ora in me. Alleluia, affermazione profonda, ma solo chi è nato di nuovo può fare questa affermazione. Leggiamo: c'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei, che venne di notte a parlare con Gesù. Perché di notte? Perché di giorno si vergognava. Di notte perché nessuno lo vedeva, o pochi lo avrebbero visto. Ma c'era qualcosa in lui che lo portava a parlare con Gesù. Questo mi fa pensare come molte persone sentono nel proprio cuore di cercare il Signore, ma sbagliano metodo, perché il Signore non si cerca nella religione. Amen. Amen. Molte persone sono chiuse, ma ci sono altre aperte, perché vogliono sapere di più. E quando si evangelizza, come ha fatto il fratello Regis, si incontrano tante persone, le più svariate. Chi crede, chi non crede, chi ti manda a quel paese, chi non ti ci manda, si ferma e vuole sapere di più. Chi ti dice verrò a trovarvi e non viene mai. Le più svariate persone. Anche, pensate, mi è capitato persone che studiano la Bibbia. Mentre evangelizza, quello fa capire, sì, lo so, è scritto anche così. Oh, gloria a Dio, fa piacere, leggi la Bibbia. Anche Nicodemo leggeva la Bibbia. Era un dottore della legge, un'autorità religiosa, ma aveva sete, aveva fame, voleva sapere. E andò di notte a cercare Gesù. Dimmi, maestro, senti, tu sicuramente sei venuto da Dio, un profeta venuto da Dio, un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare miracoli se non viene da Dio. E tu fai miracoli, quindi tu vieni da Dio. Amen. Amen. Gloria al Signore. Ma Gesù gli risponde dicendo qualcosa. In verità, dice 2 volte, in verità io ti dico. Come dire, stai attento a quello che io ti dico, è verità quello che io ti dico. Fratelli, Gesù è verità. Amen. In verità, io ti dico che se uno non è nato di nuovo, non sta dicendo che se uno non ha cultura biblica, no. Qui sta dicendo Gesù, se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Amen. Fratelli, noi vogliamo vedere il regno di Dio. Amen. Gloria a Dio. Io voglio vedere il Signore. Lo voglio vedere faccia a faccia, lo voglio ringraziare, lo voglio adorare. E voglio dire grazie Gesù, perché mi hai perdonato e sono qui nel tuo regno. Alleluia. Ma c'è una condizione. Per vedere il regno di Dio bisogna nascere di nuovo. Alleluia. Giustamente Nicodemo, come il 99% delle persone razionali, che non sono nate di nuovo, ma fondano tutto sulla ragione. Come può un uomo nascere di nuovo? È un uomo anziano, Nicodemo. Non posso tornare di nuovo bambino, neonato, nel grembo di mia mamma.
E Gesù ha un'altra risposta, perché Gesù ha tutte le risposte. Amen. Tutte le risposte che da secoli hanno condizionato l'uomo su perché esisto, perché. Se leggete libri di filosofia, iniziate a leggerli, no? Alla fine siete come all'inizio, non troverete mai una risposta. Io ho capito che c'è un Dio Amen. che mi ha creato. Amen. Esisto perché Lui lo ha voluto. Amen. Mi ha creato perché io lo adorassi Amen. e lo servissi. Amen. Questo io ho capito. Gloria al Signore. E Gesù rispondendo dice ancora a Nicodemo, in verità io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Non è che Gesù voleva dire riporta il tempo indietro, ritorna bambino. No, ci deve essere un'opera che viene dallo Spirito Santo che trasformerà la tua vita. È come se tu nascessi di nuovo, perché cambieranno i tuoi pensieri, il tuo modo di agire, i tuoi sentimenti, cambierà il tuo cuore, tu cambierai. Amen. Perché è lo Spirito che farà quest'opera. Amen. 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 Fratelli e sorelle, noi non siamo capaci di fare il lavaggio del cervello a nessuno. Non siamo capaci di convincere le persone. Assolutamente. Quello che convince è lo Spirito Santo. Amen. È scritto, è Lui che vi convincerà il mondo. Quando io me ne sarò andato, vi manderò lo Spirito Santo. È Lui che convincerà il mondo in quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Amen. Amen. Alleluia. Non siamo convinti perché abbiamo ascoltato un bravo oratore, un bravo predicatore. Sapete chi è il predicatore più bravo che sia mai esistito? Gesù Cristo. Amen. Tutti gli altri siamo stati onorati perché il Signore ci ha chiamati, ma siamo uomini, siamo quello che siamo. Ma ci affidiamo allo Spirito del Signore nella predicazione della parola di Dio. È per fede che quando predico per fede. Non fondo sulle mie capacità, no, io mi fondo sulla parola di Dio. E perché so che è lo Spirito che parla. Amen. Amen. Se uno non è nato d'acqua e di Spirito, non può entrare nel regno di Dio. Perché quello che è nato dalla carne è carne. Quello che è nato dallo Spirito è Spirito. Fratelli, durano poco quei credenti o che si illudono di essere tali, che entrano in chiesa e stanno un periodo, ma se non sono nati di nuovo, staranno sempre male in chiesa. Amen. Avranno una breve durata, perché non sono nati di nuovo. Tu farai il possibile, li accoglierai, le farai. Ma se non è lo Spirito Santo che parla al cuore e ti dice questa è la mia casa, qui mi devi servire e qui devi collaborare, adoperarti per l'avanzamento del mio regno, non del mio regno ma del mio regno, tutto è inutile. Bisogna che si nasca di nuovo. Amen. Alleluia. Amen. Amen. Non ti meravigliare se ti ho detto bisogna che nasciate di nuovo. Alleluia. Dio non ha voluto mandare il suo figliuolo per convincere e iniziare una nuova religione. Dio ha mandato il suo figliuolo per salvare il mondo. Amen. Amen. Perché per mezzo di Gesù c'è vita eterna. Amen. Vita eterna, tradotto, vuol dire entrare nel regno di Dio. Amen. Perché oltre a questa vita terrena, materiale, c'è una vita eterna. Amen. E la vita eterna è Cristo Gesù il Signore. Alleluia.
è un'opera spirituale. Tanto che Gesù qui paragona poi l'azione dello Spirito Santo all'azione del vento. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, è vero? Percepisci l'effetto del vento, no? Amen. In estate, quando c'è vento, ah, che bello, da dove viene non lo capisci, però godi per questo vento, no? E così è chiunque è nato dallo Spirito. Non è che si chiede, ma com'è stato, dove è iniziata questa cosa? Hai accettato Gesù un giorno, amen? E lì il Signore inizia un'opera nella tua vita. Amen. Alleluia. È un'opera progressiva, continua. E se dai il cuore ogni giorno a Gesù, il Signore ti trasformerà. Non sarai più quello di prima, sarai una persona nuova. Poi il Signore metterà in te il desiderio di servirlo. Amen. Amen. Perché quello di servirlo è qualcosa che è conseguente alla conversione, alla nuova nascita. Servirlo. Come? Come tu vuoi, Signore. Amen. Alleluia. Io sono qui. C'è bisogno di uomini e donne che abbiano a cuore l'opera di Dio. Amen. Alleluia. Non di uomini e donne che abbiano a cuore il mettersi in mostra. No, ma che abbiano a cuore l'opera di Dio. Amen. E qual è l'opera di Dio? Strappare anima al diavolo. Amen. Alleluia. E noi vogliamo collaborare con il Signore Amen. affinché molte anime siano strappate dall'inferno. Amen? Alleluia. Nicodemo, come possono avvenire tutte queste cose? Tu sei un dottore della legge, sei un dottore di Israele e non sai come possono avvenire queste cose? Noi parliamo di ciò che sappiamo. Quando uno parla di cose che sa, a meno che non è insensato e inventa favole, no? Ma una cognizione logica ci vuole pur sempre, no? E così quando noi parliamo del Signore, dobbiamo parlare perché abbiamo fatto esperienze con Lui. Amen. Amen. Altrimenti ti dico che quello che avrai da dire si esaurirà subito. Ma che cosa devo dire? È più di questo? Ma da quanto tempo conosci il Signore? Ah, fratello, guarda, prima di me i miei genitori erano nella fede. I miei genitori, poi i genitori dei miei genitori erano nella fede. Sì, ma in cielo, per entrare in cielo non dobbiamo presentare il curriculum. Quando cerchi un lavoro presenti un curriculum, cosa sai fare? Beh, vediamo. In cielo non ci sarà chiesto un curriculum, ma Dio vuole vedere se nel tuo cuore c'è Gesù. E non importa di chi sei figlio, non importa quanti anni lo conosci, quello che importa è che nel tuo cuore ci sia Gesù, la sua grazia, il suo sangue che ha versato sulla croce. Amen? Non importa se sai tutta la dottrina. Un uomo che fu guarito da Gesù e tutti gli chiedevano com'è, prima eri cieco, oh guarda, adesso non massillate più, una cosa so. Non so niente, so solo una cosa, prima ero cieco e ora ci vedo, gloria a Dio. Che cosa volete da me? Spiegare, spiegazioni. No, non serve a niente. Deve essere lo Spirito Santo a convincere. Amen. Bastano poche parole. Ma se il tuo cuore è aperto, lo Spirito Santo farà la sua opera. Amen. Alleluia. E poi Gesù dice, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, vi ricordate questo episodio? Amen. Furono tutti morsi dai serpenti, no? E stavano morendo. Mosè! Poco prima avevano parlato con Mosè, no? Mosè! Ma prima non era buono Mosè, ora è buono. Mosè! Signore, che devo fare? Stanno morendo.
forgiati un serpente di rame. Mettilo su un'asta. Fa che tutti lo vedano. Chiunque vedrà quel serpente, il veleno non avrà effetto, non moriranno. C'è una similitudine. Per questo dice, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così è necessario che il figlio dell'uomo sia innalzato. Dove è stato innalzato? Sulla croce. Perché un serpente? Forgiati un serpente, perché Cristo si è fatto peccato. Lui non era peccato. Non era un peccatore, ma si è fatto peccatore. Ha preso i peccati, come noi, simile a noi. Amen. E chiunque guarda a Gesù, che è simile a me, simile a noi, viene salvato dal veleno del peccato. L'effetto del peccato non ci sarà, perché sappiamo qual è l'effetto del peccato, vero? Il salario del peccato è la morte spirituale, ma il dono di Dio è la vita eterna. Per questo Gesù dice, come fu innalzato il serpente nel deserto, così il figlio dell'uomo deve essere innalzato. Perché io prenderò i peccati dell'umanità e chiunque guarderà a me sarà salvo. Alleluia. Perché tutto questo? Poiché Dio ha tanto amato il mondo. Questo è il versetto per me che riassume tutta la Bibbia. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha donato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque creda in Lui, chiunque creda in Lui, a me, non creda nella religione, ma chiunque creda in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. E questo è il versetto che riassume tutta la Bibbia. In sintesi, questa parola, la Bibbia intera, dalla Genesi all'Apocalisse, ci parla del piano di salvezza di Dio per l'uomo. Alleluia. E ha un nome, Gesù Cristo. Amen. Alleluia. Ora, Dio non ha mandato il suo figlio nel mondo per giudicare il mondo. È un pensiero sbagliato, un'idea errata. Dio ha mandato il suo figliuolo non per giudicare il mondo, ma per salvare il mondo. Alleluia. Il giudizio è questo, che Dio ha mandato il suo figliolo Gesù e non è stato accettato. Questo è il giudizio. È la tua azione che ti giudica, la tua scelta che ti giudica. La sorte sei tu che la determini. Se scegli o no Gesù. Amen? Chi sceglie Gesù ha vita eterna. Amen. Alleluia, non c'è il giudizio, no. Il giudizio è questo, che la luce è venuta. È vero? Amen. E gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce. Perché? Perché le loro opere erano malvagie. L'uomo che nasconde, si nasconde, è perché non è sincero. Amen. È vero? Amen. Amen. Quando si parla di luce, si parla di verità, di conoscenza, di visibilità, o no? Amen. Gloria a Dio. E dobbiamo avere la luce dentro di noi. Amen. Ci deve essere sincerità dentro di noi. Amen. Onestà, lealtà. Amen. Prima di tutto nei confronti di Dio, che in giro non lo possiamo prendere. Amen. È vero? Amen. Lui sa tutto, vede tutto, conosce i miei pensieri, i tuoi pensieri, quello che mediti. Lui lo sa. Non possiamo ingannare Dio. Alleluia. Potremmo ingannare gli uomini, ma presto o tardi la luce vince sempre le tenebre. Amen. Amen? Tempo ci vuole, ma la luce prevarrà sempre sulle tenebre. Amen. Gloria a Dio. Chiunque fa queste cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non siano riprovate. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Alleluia. Amen. Amen. Grazie Gesù.
Alleluia. Grazie Gesù perché non hai chiamato dei religiosi, ma degli uomini e delle donne nate di nuovo. Amen. È questo che fa la differenza nel mondo. Il mondo non ha bisogno di vedere una chiesa perfetta, no. Il mondo non ha bisogno di sapere che esiste una religione nuova, perfetta, no. L'umanità ha bisogno di Gesù. Amen. E solo chi è nato da Dio, chi è nato di nuovo, può far conoscere agli altri Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Che Dio ci benedica. Sapete, ve l'hanno detto, spesse volte a me lo dicono, ma di che religione sei? Pastore, ma che religione è? Allora io sono evangelico. Amen. Amen. Perché evangelico? Perché credo nell'Evangelo. Perché vivo nel Vangelo. Voglio mettere in pratica il Vangelo. Sono evangelico. Poi comunemente ci chiamano evangelisti, gli evangelisti, che non vuol dire evangelico. L'evangelista è colui che diffonde il Vangelo. Magari fossimo tutti evangelisti. Ma siamo evangelici. Che Dio ci chiama ad essere anche evangelisti. Gloria a Dio, chiama evangelisti, Signore. Come ministero, no? Ma siamo evangelici. Di fede, la mia fede è pentecostale. Sai perché? Perché io credo nell'opera e nella manifestazione dello Spirito Santo. Amen. Vuoi sapere chi sono? Un evangelico di fede pentecostale. Amen. Non sono un religioso, ne appartengo ad una religione. Ma insieme a tanti altri sono un discepolo di Gesù. Amen. Noi siamo discepoli di Gesù. I discepoli imparano dal maestro. Amen. Il maestro ancora oggi è Gesù. Amen. Alleluia. Ma chi è il vostro leader? Guarda, abbiamo uno che ci rappresenta con la legge, perché purtroppo c'è bisogno di questo. Ma il mio capo è Gesù. Amen. Abbiamo dei fratelli che per la legge ci rappresentano, gloria a Dio, facciamo parte di un organismo organizzato, no? Alleluia. Ma ambiamo ad essere la Chiesa del Signore, Amen. dove Lui è il capo della Chiesa. Amen. E vogliamo nascere di nuovo. Amen. Permettiamo allo Spirito Santo di operare. Amen. Il vento soffia dove vuole. Non sai da dove viene, però hai percepito l'effetto del vento. Alleluia. Così è di chi è nato di nuovo e per lo Spirito. Bisogna che nasciate di nuovo. Chi non è nato per lo Spirito ed acqua non può entrare nel regno di Dio. Alleluia. Amen, gloria al Signore, alleluia. Vogliamo alzarci in piedi, gloria al Signore.